Analizzare l'impatto dei cambiamenti climatici e prevedere azioni concrete per mettere in sicurezza il comune e la popolazione dagli effetti negativi del surriscaldamento globale. È questo l'obiettivo dell'innovativo piano ambientale stilato per la prima volta in Veneto dall'amministrazione di Carmignano di Brenta. La volontà specifica è stata quella di fare un'analisi concreta di tutte le matrici ambientali del proprio territorio e di metterle a sistema ai fini di pianificare il proprio territorio con in testa l'ambiente. Il piano si compone di due fasi, l'analisi e l'azione. Dai dati degli ultimi 25 anni, rilevati da 10 stazioni meteorologiche della zona, è emerso come sia aumentata la temperatura media e cresciuto il numero di ondate di calore. Da qui si è passati a identificare le zone più critiche del comune, classificate in base all'età degli edifici e alle tipologie dei residenti. Il tutto per arrivare poi ad azioni concrete, ben 50, quelle già identificate e che vedono in prima linea il comune. Pensiamo alla riforestazione, penso al Bosco della Molina, penso all'attenzione ai percorsi ciclopedonali, quindi alla mobilità sostenibile, penso all'efficientamento energetico del patrimonio pubblico, penso alle scuole, penso all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, a quanti impianti e a cosa stiamo facendo per sostituire e a rendere migliore l'efficientamento energetico anche della pubblica illuminazione. Protagonisti però saranno anche i cittadini che avranno accesso ad informazioni e buone pratiche grazie a 3 app. Il comune, l'istituzione mette a disposizione tutta una serie di informazioni e tu puoi diventare estremamente fondamentale per rendere il cambiamento climatico un elemento anche fondamentale per poi la vita di tutti i giorni della nostra comunità.